Il mandra Liska si trovò di fronte un uomo con uno strano sorriso sulle labbra. È un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro, di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà. E gli occhi aveva piccoli e puntuti sotto l'arco nero delle sopracciglia. 2 pieghe gli solcavano il viso duro agli angoli della bocca, come a chiudere e ancora accentuare quel sorriso. A chi somiglia l'ignoto del museo Mandraliska? A chi somiglia l'ignoto? Al mafioso di campagna e a quello dei piani alti, al deputato che siede sui banchi della destra e a quello che siede sui banchi della sinistra, al contadino e al principe del foro. Somiglia a chi dice questa nota e certamente assomiglia ad Antonello. E provatevi a stabilire la condizione sociale e la particolare umanità del personaggio. Impossibile. È un nobile o un plebeo, un notaro o un contadino, un pittore, un poeta o un sicario. Somiglia. Ecco tutto. Vivo sogno, mi vedete? Parlo,